Benedica a tutti. La redazione della Sicilia e i siciliani aveva il piacere di presentarvi Stupor Mundi, l'UTG in lingua siciliana per i siciliani della Sicilia e di tutto il mondo. Il 24 di giugno di 10 anni in arredo inizia la puntata 0 di Stupor Mundi, tanno un telegiornale settimanale che presto si registrava allo tribunale come testata giornalistica. Dopo qualche settimana ne cominciarono a parlare le mense di informazioni e Stupor Mundi finì nei TG di prima serata di più importanti televisioni nazionali. Si può dire che Stupor Mundi era più lasciata all'informazione in lingua siciliana e un anno e mezzo più tardi nasce un altro TG in lingua siciliana che, seppur presentato di natura caratterista, faceva effettivamente giornalismo e spesso giornalismo di denunzia. Pur un tale web nascero altri TG in siciliano e chiudemo questo breve excursus sopra l'informazione in lingua siciliana presentandovi un servizio dell'ultima puntata dell'UTG La Nazione Siciliana, unne per la prima volta si cominciava a usare la lingua siciliana. Un caloroso benvenuto con l'appuntamento dell'opinione del lunedì del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia. Le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Ma chi stiamo parlando? Ogni tanto proviamoci a parlare siciliano. Siamo siciliani e dopo italiani e appresso europei. E la prima nostra lingua è lo siciliano, e poi l'italiano, e poi tutte le lingue parlate in tale Europa. Ma la nostra lingua, la nostra prima lingua, per troppo tempo ne l'avevamo scordata. Per troppo tempo la nostra parlata pareva veddana, e chi la parlava pareva ignorante, e le madri e le patrie dicevano ai figli: non parlare lo dialetto, parla l'italiano. Ma la nostra lingua non è un dialetto, è una lingua e come l'italiano viene dallo latino. Chi che s'affrontano di parlare siciliano, s'affrontano di essere siciliani. Non avevamo certo bisogno di parlare sempre in siciliano, ma avevamo bisogno di conoscere le parole e le forme della nostra lingua e avevamo bisogno di provare a parlarla. Parlare italiano va bene, ma bisogna sapere parlare siciliano. Qualcheduno dice che lo siciliano non esiste perché ci sono tanti dialetti e ogni paese che vai trova una parlata diversa. Che grande scoperta dell'acqua caura! Tutte le lingue dello mondo hanno parlate diverse, a secondo delle poste diverse. Si chiamano dialetti. E quindi magari la lingua siciliana, come tutte le lingue dello mondo, ha tanti dialetti. Lo dialetto palermitano e chiddo catanese, chiddo seracusano e chiddo trapanese e tutte l'altre. Ma la lingua è una è pure la grammatica. Lo problema è che mancano le scuole e manca chi fa studiare lo siciliano agli studenti. Per la verità una legge c'è, ma è troppo generica e non è applicata. La nostra lingua mantiene la nostra storia e lo nostro sapere. Non ne l'avemo a scordare mai. Ogni parola perduta della nostra lingua è un pezzo di noi che si perde per sempre. Chiudemo sto pezzo a domandando perdono di tutti le sbagli, ma siamo studenti, non siamo maestri. E volemo finire con le parole dello principio di una poesia dello grande poeta della nostra terra, Ignazio Buttitta. Un popolo mettitelo a catina, spugliatelo, attuppati ciaucca, è ancora libero. Levati ciù travaglio, passaporto, a tavola onne mancia, a letto onne dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua addotata di pace, è perso per sempre. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia e appuntamento alla prossima edizione.